Ed eccoci finalmente alla novità preannunciata, ovvero in un periodo dove i talent show spopolano nei vari media a tutti i livelli, Giro Divagando ovviamente non poteva mancare ad un evento tipo, e quindi quest'anno lo farà in modo appropriato, aprendo una finestra propriamente detta, una finestra interamente dedicata alla Diapason Music Contest, realizzato a Cagliari appunto dall'associazione Diapason Sardegna Live, a noi un nome già conosciuto in quanto avevamo avuto qui ospite la presidentessa Silvia Liliu, che ci aveva ben spiegato quali attività l'organizzazione sviluppava in tutta la sua il suo da fare, ecco. E ricordiamo, insomma, Silvia, una persona abbastanza attiva, è sempre dedita a tutte queste novità. Bene, quest'anno, e questa tra l'altro dovrebbe essere la quarta edizione del contest, Giro Divagando si appoggerà per seguirne l'evoluzione durante tutte le fasi eliminatorie e quindi poi finali, eccetera eccetera. Bene, oggi, per poter parlare meglio però dei contenuti di questo contest, ho qui a fianco a me un altro artefice di questa impresa, di questa grandiosa impresa. Lo presento subito. Lui è Salvatore Garau, che è il direttore del Diapason Sardegna Live, e quindi ci parlerà e ci spiegherà meglio che cosa consiste questo contest. Intanto il saluto, ciao Salvatore. Ciao Marco, ciao anche a tutti gli amici di Radio Level One. Intanto, prima di tutto, vi voglio ringraziare per la grande disponibilità e lo spazio che ci state concedendo per questa manifestazione. Siamo felicissimi di condividere con voi questa bella esperienza. Sì, come dicevi, siamo arrivati già alla quarta edizione, quindi avete già maturato anche un'ottima esperienza, diciamo, in tal senso. Ed ecco, oggi spiegato il motivo per cui abbiamo qui presente, purtroppo ci dispiace, avremmo voluto con noi qui a fianco anche Silvia Liliu, che sappiamo anche lei super impegnata nell'organizzazione appunto e nella stesura, diciamo, di quello che è il progetto che prenderà avvio, e quindi vi terrà abbastanza impegnati, Salvatore. Sì, abbastanza impegnati, perché comunque i gruppi sono tanti, sia strumentisti che cantanti solisti che come band musicali, quindi la nostra, diciamo, manifestazione è aperta a tutti coloro che in tutta la Sardegna vogliono partecipare, e già come le precedenti edizioni anche quest'anno stiamo riscontrando una grande partecipazione, un grande coinvolgimento anche da parte di gruppi, di musicisti che arrivano un po' da diverse parti della Sardegna, e quindi questo ci fa veramente onore ed è una grande soddisfazione, sì. E di questi tempi, voglio dire, ben vengano queste iniziative, perché ripeto, i nuovi emergenti hanno veramente bisogno di queste occasioni per poter mostrare il loro talento, diciamo, e la loro bravura attraverso anche queste manifestazioni. Sì, a questo punto io direi di ascoltare, visto che abbiamo la presenza di Salvatore Garau oggi in qualità di direttore, ma scopriamo anche un altro lato di Salvatore Garau, in quanto la sua attività, lavora nel mondo della musica, quindi ci ha fatto una sorpresa. Lui è un cantante, ci parlerà meglio dopo, e io direi a questo punto sarebbe il caso di ascoltare un tuo brano. Sì, un brano inedito che abbiamo presentato sia alla finale nazionale del Sanremo Rock che anche a Nuoro in occasione della manifestazione Voci di Maggio, ed è Vivere in te, un brano proprio scritto e musicato dagli Oversong. Perfetto, ascoltiamo tranquillamente il brano appunto con Salvatore Garau. Stare con te è gioia infinita.
questa è la scoperta che abbiamo fatto, considerando che noi l'avevamo invitato in qualità di direttore del contest, però giustamente lui ha tenuto a precisare che anche lui vive nell'arte e si esibisce appunto come cantante, e quindi ci ha dato prova, anzi forse ci regalerà anche un'altra sua esibizione. Torniamo invece al discorso del contest, Salvatore. Quindi mi dicevi hanno aderito già molti gruppi, e come avete pensato di organizzare questa manifestazione in termini di gara? Sì, allora intanto la nostra associazione è un'associazione di promozione sociale, quindi l'obiettivo primario è quello di valorizzare i gruppi emergenti, quindi non solo di fare una selezione musicale così fine a se stessa, ma abbiamo cercato di coinvolgere anche altri esperti in campo musicale. Infatti in giuria abbiamo scelto insieme a Silvia di coinvolgere esperti in qualità di altri cantanti, insegnanti di canto, insegnanti di musica a livello di strumenti, e la giuria non è soltanto un voto secco che viene dato, no? Ma c'è proprio un confronto diretto, come hai potuto notare nella chiacchierata che abbiamo fatto precedentemente, quando ti spiegavo un po' la struttura del nostro format. Sì, no? In effetti, certo, che si attiene un po' a quelli che sono esatto. Gli schemi più o meno che sì. Sono tra l'altro utilizzati esatto. nei talent attuali. Quindi si ha proprio uno scambio di considerazioni tra un dialogo tra esatto. il fatto che non sia meramente riferito esatto. a un voto secco, quindi esatto. c'è un coinvolgimento, una partecipazione. Esatto. Uno scambio di... Questo forse anche per addolcire la gara, nel senso di non tenerla in modo molto... Sì, ma noi, esatto, sì, come dici tu, certo, per addolcire, no? Però è proprio lo spirito della promozione certo. che si dà per quindi... questo, quindi uno scambio costruttivo tra maestro e artista, e questo è un po' quello che caratterizza il nostro contest. Quindi mi dicevi, essendo tutti insieme aperta a tutti gli artisti, sì. Che siano in band, che siano solisti, che siano cantanti, strumentisti, quindi aperta a tutti, avete organizzato in modo particolare l'incontro di questi diverse tipologie, o ci sarà un confronto misto, unico fra tutti? Ci sarà un confronto misto, unico fra tutti, sì. Infatti abbiamo pensato di non fare una distinzione in categorie tra cantanti solisti, strumentisti o band musicali, ma li mettiamo tutti insieme, perché comunque alla fine ciò che si guarda è il talento, e uno sia talento ce l'ha sia che sia un cantante solista, che sia uno strumentista, o che sia comunque all'interno di una band. Sì, quindi quello che comunque deve emergere, certo. È proprio l'effetto, che deve colpire il talento, esatto. In quel momento. E che forse un'altra cosa, sì. Anche nella presentazione forse della serata, avere un'offerta variegata magari può ravvivare esatto, meglio sì, anche sì, l'aspetto della serata. Infatti abbiamo deciso di inserire per ogni serata quasi in parti uguali il solista, lo strumentista e anche la band musicale, quindi anche i giurati, che tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziare tutti coloro maestri di musica che hanno dato la loro adesione, la loro disponibilità, certo. Proprio nel rendere ancora più bello questo contest, anche da più quello che ho capito saremo interessati anche noi di Radio Level One. Sì, certo. Voi sarete ospiti fissi del nostro e quindi contest. Abbiamo creato questa sinergia che cercheremo di portare avanti, insieme a voi, e capire come questo progetto tenderà a svilupparsi. E detto questo, io penso che siamo in grado di ascoltare adesso il prossimo tuo brano, quella seconda proposta di cui parlavamo, e quindi poi approfondiremo ancora di più sotto alcuni aspetti questo vostro contest. Certo. Ok, ascoltiamo allora il secondo brano. Vuoi dire il titolo? Sì, allora questo brano non è un nostro inedito, ma abbiamo deciso di fare una rivisitazione di un vecchio brano dei Pooh, che si intitola Mi manchi. Allora, quindi stiamo in tema di riproposizione, un brano abbastanza famoso, quindi lo ascoltiamo interpretato da
Salvatore Garau e la sua band. È già un mese che mi hai detto, per un po' voglio star sola, che tra noi c'è qualche cosa che non vola. La valigia fatta in fretta, un saluto sottovoce, non cercarmi, mi farò sentire io. È da un mese che di te non so più niente. Ho provato a immaginarti, ad amare un altro amore. Non è vero che non c'è nessun dolore. E a girare in questa casa che di te mi parla sempre, so capire quanto male ci starò. Se davvero succedesse che non torni, mi manchi e mi manca il meglio di te. Se penso che forse adesso ti ho persa, mi manchi e svegliarmi senza di te. Sto male e non so come guarire, mi manca il profumo che ti porti addosso. L'ho messo nel letto, ma non è lo stesso. Mi manca il coraggio di immaginarti adesso con un altro. Mi manchi ed è tempo che torni. Mi manchi. Ed eccoci di nuovo qui in studio. Abbiamo appena ascoltato questa cover song degli Oversong di Salvatore Garau, che appunto è il rappresentante, il vocalist del gruppo, ci ha riproposto appunto questa vecchia canzone dei Pooh, ovviamente in una versione rivista e modernizzata. Torniamo invece al nostro contest. Il tempo vola, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Vorrei utilizzarlo per spiegare ancora un po' qualche aspetto relativo al regolamento, insomma a quello che si presuppone. Appunto parliamo anche di premi, non scordiamoci, perché questi li dobbiamo dire, cioè è una gara, quindi come tale presuppone dei premi, e ho visto che insomma sono comunque dei premi interessanti. Ne vuoi parlare tu? Sì, ci sono dei premi, chiaramente non si fa nulla per nulla, no? Certo, una gara ha sempre bisogno comunque di un traguardo e di un premio. Ci vuole anche un certo grado di gratificazione certo, per i partecipanti. Infatti ci saranno delle registrazioni professionali di 3 brani inediti per il primo classificato, e oltre, offerto sempre da un altro sponsor, il mastering professionale dei 3 brani che vengono registrati in studio. Poi ci saranno anche altri 2 brani registrati e masterizzati con il mastering professionale per il secondo classificato. Ci saranno anche poi delle registrazioni multitracce di ben 5 brani per il terzo classificato e 10 ore di sala prove gratis per il quarto classificato. Poi non solo, ci sarà anche un contratto discografico per la distribuzione di 3 brani inediti. Sì. Quindi insomma stiamo parlando anche di premi interessanti, sì. E quindi signori artisti che stiamo partecipando a questa, che dovrete partecipare appunto a questa attività, e ci sarà un bel ritorno se la vittoria arriverà all'artista che parteciperà. Certo. Piuttosto volevo dire una cosa, ovviamente avendo anche questi premi un po' così, hai parlato di giurie e cose varie, il meccanismo diciamo di votazione per determinare questa selezione è un meccanismo abbastanza trasparente, perché di questi tempi bisogna stare molto attenti con queste valutazioni. Guarda, una cosa che abbiamo fatto anche l'anno scorso e che faremo sicuramente anche quest'anno è quella di rendere pubblici subito il voto della giuria, chiaramente il voto complessivo,
in modo che di volta in volta, a fine serata, diciamo, a fine esibizione, ogni concorrente, ogni artista sa quello che è stata la sua posizione all'interno della classifica. Questo solo a livello di giuria, o mi dicevi, mi è sembrato di capire, anche a livello di pubblico partecipante? Ci sarà la possibilità anche per il pubblico di dare la propria preferenza, sì. E quindi diciamo un sistema che, da come descrivi tu, abbastanza trasparente, quindi vissuto al momento nella votazione. Abbiamo proprio per scelta puntato proprio sulla trasparenza della gara, si può dire, ecco, se così possiamo dire. Bene, a questo punto diciamo le cose essenziali, poi via via che man mano si svilupperà, diciamo, questa gara, avremo modo magari di approfondire anche determinati aspetti e magari creare anche dei paragoni o dei paralleli con altre manifestazioni similari. Detto questo, il tempo è pienamente volato, quindi anche questa rubrica oggi in compagnia appunto di Salvatore, ma sicuramente avremo modo di riaggiornarci. Salvatore, non scapperai dalle tue responsabilità. Grazie. E non mi lascerai da solo qui a parlare del contest. Invece io mando ovviamente un saluto e un abbraccio alla nostra Silvia Liliu, che oggi per impegni di lavoro non è potuta essere presente qui con noi, ma lo sarà, e questo ve lo posso garantire, presente in tutta la manifestazione, quindi seguirà con il suo solito modo, il suo attivismo, tutta la durata appunto di questo contest. Detto questo, non mi rimane altro intanto che salutare e ringraziare Salvatore, qui è stato vicino a me. Grazie a voi e un saluto a tutti quanti. Grazie Salvatore, io saluto invece tutti i nostri radioascoltatori, vi ricordo l'appuntamento lunedì prossimo alle 17 e appunto nel prossimo incontro di Giro Divagando avremo modo di assistere alla prima puntata di questo contest, live contest, e quindi saremo, forse non lo so come organizzeremo il tutto, l'importante è partire. Allora io non mi rimane altro che dirvi ciao.